semplicità, il nuovo libro di Fra Giovanni sul giovane ragazzo innamorato dell'Eucaristia. Il beato Carlo Acutis e il potere della semplicità, il nuovo libro di Fra Giovanni, un libro pieno d'amore sul beato protettore dei giovani. Nell'innocenza dei tuoi Portsous è una frazione del comune di Atimis ed è uno dei tanti paesini delle Prealpi friulane. Le malghe di Portsous sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa d'Us, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni. La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni invece sono avvenute nella chiesa del paese. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in una crocetta di circa 3 cm di colore oro. Nonostante i genitori e anche altre persone incredule avessero cercato di cancellarla sfregando e lavando, la crocetta dorata risultava assolutamente indelebile. Poco tempo dopo, a causa di un'epidemia di colera, Teresa è rimasta orfana. Fu portata così a Udine, nella casa delle derelitte di Don Luigi Scrosoppi, il prete friulano che nel 2001 è stato dichiarato santo da Giovanni Paolo II per l'esempio di carità che ha testimoniato in favore delle tante bambine orfane a causa di queste epidemie che allora imperversavano in Friuli. Qui la giovane, nonostante i problemi di salute, nel 1867 inizia il noviziato e diventa una suora della Provvidenza con il nome di Suor Maria Osanna. Muore però giovanissima di tubercolosi il 17 agosto del 1870 e le suore della sua comunità hanno testimoniato che la croce dorata
che era sempre ben visibile sulla sua mano, con la morte è diventata di colore bianco. Chi volesse approfondire questo avvenimento lo può fare documentandosi su internet o leggendo uno dei vari libri che trattano di questa apparizione. Il silenzio e la tranquillità del paese nel primo mattino viene interrotto dal continuo arrivo di automobili e di persone. Oggi, infatti, 16 agosto 2020, si fa memoria dei 150 anni della morte di Teresa Dus, Suor Maria Osanna, e nella chiesa parrocchiale si celebra una Santa Messa solenne a cui partecipa la comunità locale, ma anche molti pellegrini e devoti che arrivano da ogni parte del Friuli e non solo. Il Vangelo di questa domenica che il diacono ci ha appena letto. La Santa Messa è presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Mazzocato con l'assistenza e la presenza delle Suore della Provvidenza, di Don Vittorino e altri religiosi e religiose devoti alla Madonna di Porzus.
Preghiamo. O Dio nostra forza e speranza, senza di te nulla esiste, di valido, santo. Diffondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati, usiamo saggiamente di Dio terreno, nella continua ricerca anche di bene eterno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso, che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque al Signore, agli occhi del Signore, che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: perché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento e a giudicare. Ecco, io faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente, un cuore, uno come te, non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Quanto amo la tua legge, Signore. La mia parte è il Signore, ho deciso di osservare
osservare le tue parole. Bene per me la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto a me, il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta dal tuo servo. Venga a me la tua misericordia, io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro più fino. Per questo io considero re precetti e odio ogni falso sentiero. Quanto alla tua legge, Signore, meravigliosi sono i tuoi insegnamenti. Per questo ti custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Quanto alla tua legge, Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora il regno dei cieli è simile ad una rete gettata in mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli,
è simile ad un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Colgo per questa mia predica due spunti. Uno innanzitutto da un mio commento che ho fatto alla prima lettura che abbiamo ascoltato ancora nel 1999, quindi 24 anni fa, quando ero parroco di Carlino. Ed il secondo spunto da un commento di padre Hermes che ha fatto qualche anno fa. Constato, in primo luogo, che la parola del Signore è sempre attuale, anche se è stata scritta tanti anni fa. È come una lente, spessa, buonissima, che permette di leggere, di interpretare, di stimolare, di correggere l'oggi, la quotidianità di tutte le epoche. Proviamo a capire, appunto, pensando alla prima lettura, che ci ha parlato di questo che è stato uno dei più grandi re del popolo ebraico, re Salomone. Era succeduto al papà re Davide ancora giovanissimo. Il Signore, come abbiamo sentito, gli chiede: chiedimi quello che vuoi e io te la concederò. E re Salomone chiede cosa? L'abbiamo sentito. Ed è bello tornare a risentire. Signore Dio, tu mi hai dato un'autorità, una responsabilità verso questa gente, verso questo popolo. E vedi, io sono un ragazzo, non so come regolarmi. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Perché chi potrebbe governare questo tuo popolo così numeroso? Ecco, il giovane re chiedeva al Signore non ricchezze, non una lunga vita, non la vittoria militare sui suoi nemici, ma il dono della sapienza, cioè come una dimensione religiosa della vita per capire meglio se stessi, per capire il proprio ruolo, per capire la storia attuale, per capire gli avvenimenti, i rapporti con il prossimo, con la società. Ed è stato uno dei più grandi re del popolo ebraico. Una regina di Etiopia, regina di Saba, quindi abbastanza lontana. Non c'erano mica i jet a quel tempo. Venne anche a Gerusalemme per constatare di persona la sapienza di questo re. Viene da chiedersi quanti, ecco l'attualità di questa parola del Signore, quanti ai nostri giorni che sono al potere, dai comuni alle grandi nazioni, chiedono a Dio questo dono della sapienza, quanti? Basta che lo vediamo. Cosa sta succedendo in questo mondo? Sembra che appunto l'uomo non abbia bisogno di Dio. Un conto essere in chiesa, un conto essere in comune, un conto essere
grandi assemblee l'uomo fa da solo. E vediamo le conseguenze, che vediamo tutti i giorni. Ecco allora, concludendo questo primo pensiero, chiediamo per questi sapienti della terra, potenti della terra, non sapienti, potenti della terra, ma anche per ciascuno di noi. Ecco questo dono della sapienza. Questa sapienza che non vuol dire intelligenza, roba da computer o da università, no, ma quella sapienza della vita, questo rapportarsi con Domine Dio per saper leggere appunto le cose che noi viviamo tutti i giorni, per saperle gestire nel migliore dei modi. Ed ecco adesso il secondo stimolo di cui dicevo, ecco tratto da un commento che padre Hermes ha fatto in questi ultimi anni. Così scrive: le due parabole, 2 sulle 3 che abbiamo sentito oggi, ci regalano due nomi sorprendenti di Dio: tesoro e perla. Tesoro per noi è una parola magica che sa di romanzi, di grandi avventure e parole di innamorati. Voi chi si è sposato, chissà quante volte l'avrete detto alla vostra parte: sei il mio tesoro. Ma oggi questa parola è anche parola di Vangelo. Dio si presenta, si autopresenta come un tesoro, come la perla più grande, dice padre Hermes. Perché? Perché, come abbiamo sentito nel Vangelo, ha portato tanta gioia nel cuore di quel contadino, di quel commerciante di perle. Ha portato appunto quella che è la spinta che non ce n'è una più bella per l'uomo, la gioia. E padre Hermes continua a dire a me, sacerdote, e a ciascuno di voi: quando trovi la gioia è un sintomo, un segno che stai camminando bene, che sei sulla strada giusta. Gioia, non piacere, anche se certamente nella vita ci sono tanti piaceri buoni, veri, sinceri, ma il piacere di per sé è una cosa che fa. La gioia è un sentimento che penetra nel cuore, nella mente dell'uomo e lo fa veramente felice. Così la pensa padre Hermes, l'ha espresso padre Hermes. Ma allora, pensandoci sopra io, ecco, mi è venuto da fare una domanda, come se padre Hermes fosse qui da fare tutti a noi. Ma padre Hermes, se tu dovessi parlare a dei giovani, a tanti adulti, che non considerano per niente Dio come un tesoro, come una perla, ma piuttosto come un mobiletto ormai vecchio, rotto, storto e messo da tanto tempo nella soffitta del proprio cuore, cosa diresti a questi giovani? Che Dio è veramente un tesoro? Ce l'hanno messo nella soffitta del cuore. Giusto? Perché lo sappiamo, quanti giovani vengono in chiesa, quanti adulti vengono in chiesa. Ecco, io sento la risposta che lui ha dato e che dice anche a noi. Per la mia esperienza, io che sono un frate, servo di Maria, vi posso dire, anche se questo tesoro l'ho soltanto sfiorato, solo di tanto in tanto e brevemente, però vi dico che trovare Cristo è stato
contadino fortunato, mercante ricco. E dico grazie a colui che mi ha fatto inciampare in un tesoro, anzi in molti tesori, in molte strade, lungo molti giorni della mia vita. Una cosa mi è chiara, ho tanto cercato, in tanti libri, presso tanti uomini, ho trovato tanto, ma di meglio non l'ho trovato. Di meglio del Vangelo davvero non ho trovato niente. È stato l'affare più bello della mia vita, perché l'ha fatta diventare questa mia vita una vita intensa, vibrante, appassionata, gioiosa, pacificata e spero anche almeno un po' buona che possa essere servita a qualcuno. Ecco la risposta di Padre Hermes, la sua personale testimonianza. Per me Cristo è stato nella mia vita veramente un tesoro, una perla. Dopo averlo provato in tante altre esperienze, dopo aver letto tantissimi libri, posso dire che soltanto il Vangelo per me è tesoro e perla. Una testimonianza che è come tutte le testimonianze, uno poi la riprende come vuole. Allora, concludendo, tornando al primo stimolo di questa mia predica, chiediamo oggi al Signore, per noi e per tutti, il dono di questa sapienza spirituale. Allora, con parole ancora di Padre Hermes, il Vangelo non sarà più una mortificazione, ma una dilatazione di vita. Allora il Vangelo non sarà soltanto rinuncia o sacrificio, ma tesoro e bellezza che fanno rifiorire la rosa del mondo. Credo in un solo Dio, Padre, creatore di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato e creato. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini della nostra salvezza e cielo, per opera dello Spirito Santo, sempre la terra di Dio, è fatto uomo, tutto crocifisso per noi. Morì fu sepolto. E salito al cielo, siede alla destra del Padre. È il suo regno ancora nello Spirito Santo che Signore e con il Padre. Credo. Professo solo fede. Fratelli e sorelle, nella sua parola di vita il Signore ci insegna a riconoscere i tesori del suo amore. Diciamo, donaci Signore la sapienza del cuore. Donaci Signore la sapienza del cuore. Per la Chiesa, educhi ogni persona ad ascoltare con docilità la parola di Dio e ad agire con discernimento. Preghiamo. Donaci, Signore, la sapienza del cuore. Per i governanti, operino con sapienza e giustizia per il bene comune, per la pace, per la solidarietà. Preghiamo. Donaci, Signore, la sapienza del cuore. Per quanti devono assumere decisioni importanti per la loro vita e per quella degli altri, si lasciano guidare da criteri autenticamente umani e spirituali. Preghiamo. Donaci, Signore, la sapienza del cuore. Per tutti noi radunati attorno alla mensa del pane e del vino,
sappiamo riconoscere nel Vangelo di Gesù il vero tesoro e la perla preziosa di cui abbiamo bisogno. Preghiamo. Donaci, Signore, la sapienza. Signore, ti hai ascoltato queste nostre preghiere, ti chiediamo di esaudirle, tu che vivi con il Padre, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Frutto della terra e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, la tua bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere con te salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo conosciuto il segno della tua immensa gloria, quando hai mandato tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, il nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui si lietano gli angeli e nell'eternità adornano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono ai nostri umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena lo stesso appunto prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale della morte e resurrezione di tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ti riunisce in solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa sulla terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, tutto l'ordine sacerdotale e diaconale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, anche di Beppo, di sua mamma, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro Papa, San Luigi Scrosotti e tutti i santi che in tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, dobbiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi benigno la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto: voi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, e non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. E nel nome della Santissima Trinità auguriamoci pace, fede e salute. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi. Beati noi che siamo invitati alla mensa del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
pagina 156. Resta con noi, Signore, la sera. Resta con noi, Signore, la sera. Resta con noi e avremo la pace. Resta con noi. Resta con noi, non ci lasciamo la notte mai più. Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore. Resta con noi, non ci lasciare la notte mai più sentirà. Resta con noi, non ci lasciare per le vie del mondo. Sì. Sul tavolino placiato alcune copie del DOM, sapete essere la rivista italo-slovena che viene stampata a Cividale, perché porta un bel inserto su Porcius, su quello che abbiamo fatto in questi mesi e il programma per i prossimi mesi, soprattutto quello di agosto, settembre, 2 mesi molto intensi. Se volete portarlo a casa è lì. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare al mistero eucaristico, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che questo dono del suo ineffabile amore giovi per sempre per la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. O Vergine Santa, tu apparisti la piccola Teresa dolce un anno che ha conosciuto un terribile morbo, il colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porcius hanno pianto la morte di alcuni loro parenti, amici, compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati, liberandoli da quel terribile male. Ed essi riconoscenti ti hanno invocata, Madre amorevole. Come segno del loro perenne grazie ci hanno lasciato una tua dolce immagine, chiamandoti Salus in firmor. Anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci dai tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche dei tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari e delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza, volere del Padre, sì da poter dire sempre come te,
si compie in noi, Signore, la tua santa volontà. Così sia. E per l'intercessione della Madonna della Salute, di San Giuseppe suo sposo, ci benedica Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Una croce tu ponesti sulla mano, una bimba che fu oggetto del tuo amore. Buona domenica, buona. Era circa il mezzogiorno dell'8 settembre del 1855. Teresa Dus, una giovinetta di Porzus, tornava come al solito a casa con la sua mucca. Teresa pensava
che la sua mucca non fosse abbastanza sazia e decise di prendere la gerla ed il falcetto per tagliare un po' d'erba. Mentre era sul prato, situato fuori del paese, udì una voce che le chiedeva che cosa facesse lì. Vide una signora e le rispose che stava tagliando un po' d'erba per la mucca. La signora